giorni, ma in realtà il vero programma sono le persone che avranno la forza e il coraggio di trattare con lo Stato per mantenere nella nostra regione dei soldi in più di quelli che paghiamo delle tasse. Io sono orgoglioso di fare parte della lista Zaia, di essere stato scelto, anche se sono consapevole che non mi hanno regalato nulla, e questo non è una presunzione, è un dato di fatto. Io mi sono impegnato in questi anni, mi sono impegnato per il nostro territorio, per il territorio circoscritto di Carceri, ma non solo, mi sono impegnato nel territorio della Bassa Padovana, entrando anche in questioni politiche del territorio, cosa che secondo me è necessaria, visto che molti yes men, molti sindaci yes men si sono fatti somministrare qualsiasi cosa. Quindi strade a pagamento piuttosto che impianti di diversa natura, quindi hanno distrutto un po' il territorio, bisogna rimetterlo in piedi. Io non ho molte qualità, però ne ho una, sono sicuramente una persona che mantiene una traiettoria e ha il coraggio di stare dalla parte della gente. La mia campagna infatti è stata fatta con la gente, infatti nel mio slogan c'è scritto scelgo te, non è scelgo te e poi è bilaterale volendo, no? Scelgo te, voi scegliete me e vi ringrazio per questo, ma io ho scelto voi, io scelgo sempre e comunque nelle mie scelte il popolo, quindi tutto quello che arriva dalla regione e anche dallo Stato che va contro il popolo, io mi metto contro. E ci vuole il coraggio di farlo. Io non so quale sarà il risultato, perché valutare un risultato direttamente, che coinvolge direttamente me, non è facile. Io sono sempre stato abile anche nel leggere i risultati degli altri, il mio non riesco a leggerlo. So soltanto che le persone che hanno lavorato l'hanno fatto con il cuore e so anche che tutto quello che ho fatto io l'ho fatto con il cuore, quindi il risultato sarà sicuramente buono, il che non vuol dire che vinceremo, che vincerò io personalmente. Sono certo che Zaia porterà a casa il risultato, perché voi avete bisogno di qualcosa veramente di serio nei prossimi anni e io mi impegno a garantire a tutti voi e mi impegno qui questa sera il meglio che io posso fare, e questo non vuol dire che vi prometterò qualcosa, io farò quello che ho fatto a Carceri in questi anni, farò il meglio che io posso fare con gli strumenti che avremo a nostra disposizione. Ribadisco ancora che le persone che mi hanno aiutato, io non so come ringraziarle, ma penso che l'hanno fatto anche con una consapevolezza, non hanno aiutato me, ma stanno aiutando loro stesse, e con questo vi ringrazio. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. Oh, when he walked. When Jesus walked. When Jesus walked.